Ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi per Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 40 anni, organizzatore del delitto, e Matteo Luis Garcia detto Molongo, 31 anni, il killer che secondo l'accusa uccise la pensionata Margherita Ceschin. Un delitto brutale avvenuto la notte del 23 giugno 2023 nell'abitazione della vittima a Conegliano. Siamo parzialmente soddisfatti del fatto di essere riusciti quantomeno a escludere alcune circostanze aggravanti e in particolare quella delle crudeltà, delle sevizie e quello delle più persone riunite. Rimane in piedi quella della premeditazione, su cui avevamo però discusso in maniera importante durante la nostra arringa. Probabilmente non siamo riusciti a convincere, anzi evidentemente non siamo riusciti a convincere l'autorità giudiziaria. Ci proveremo chiaramente in grado d'appello. Entrambi sono stati condannati al pagamento in saldo di un risarcimento nei confronti delle parti civili che dovrà essere stabilito in un differente processo civile, ma dovranno pagare un provvisionale alle parti offese pari complessivamente a 170.000 euro. Come abbiamo affermato di fronte alla Corte d'Assise, l'unico suo punto di debolezza è stato quello, una volta capito quello che era successo, di cercare di aiutare il suo ex fidanzato, che era il padre del figlio che portava in grembo, a guadagnare la salvezza. Assolto anche Joan Maria Beltre Guzman, 43 anni, arrestato per concorso in omicidio quale intermediario, reato poi derubricato dal pubblico ministero a favoreggiamento. Secondo la Corte d'Assise ci sono gli elementi per ritenere che dopo l'omicidio avesse in qualche modo favorito quelli che sono considerati gli esecutori materiali. Daremo battaglia anche per questa fattispecie di reato molto meno grave. La cosa importante era la sua assoluzione dall'omicidio. Le indagini dei carabinieri portarono in poco tempo a chiarire il quadro di un delitto che sconvolse la Marca. Margherita Ceschin fu uccisa a casa, sorpresa sul divano, aggredita, picchiata e poi soffocata. A fare da palo fuori Joel Lorenzo, il grande accusatore, che con la sua testimonianza incastrò la banda. Il mandante di questo efferato omicidio per l'accusa fu l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, deceduto a inizio agosto. Fu lui ad ingaggiare il comando di malviventi per far uccidere la 72enne. Subito dopo il suo decesso, nella prima udienza utile, il pubblico ministero ha chiesto che nei suoi confronti fosse pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, quindi è una sentenza, diciamo, procedimentale, quindi la Corte d'Assise ha ritenuto di non procedere oltre proprio per la morte del reo. La sentenza per l'ultimo componente della banda, Joel Lorenzo, è prevista a gennaio 2026.